Salve a tutti, benvenuti a questa nuova live. Attenzione, mi sa che non mi sentite. Sì, mi sentite bene. L'eco non ci dovrebbe essere. Sentiamo su Twitch. Sì, si sente ovviamente con il ritardo del caso. Aspettate, che così vedo la chat anche su Twitch. Vediamo, ok, le chat ce l'abbiamo tutte. Salve a tutti, oggi è 6 luglio 2022, era parecchio che non ci vedevamo. Devo continuare a fare il tear down ed il test dei famosi 50 PC, ne mancano ancora tantissimi. Io purtroppo sono rimasto fermo perché mi stavo dedicando ad altre cose, le altre 1000 cose che io seguo sul web, quindi ai miei siti internet, ai miei canali Telegram, piuttosto che a Facebook, insomma tante cose da seguire, quindi portano via un sacco di tempo. Ok, oggi dobbiamo fare il tear down di due PC, uno dei quali adesso lo andiamo subito a vedere, quindi bando alle ciance, è lì, è messo per così perché ho appena fatto le foto che poi diventeranno copertina. Ok, questo non è un assemblato, questo è un Fujitsu Siemens, masterizzatore super multi dell'LG, già ne abbiamo visto altri. Questi sono quelli che masterizzano e leggono sia i CD che i DVD, e quindi sono molto comodi queste unità. Ci potete mettere qualsiasi dischetto dentro e viene quantomeno letto, se è vuoto anche scritto. Vediamo che sulla scocca c'è scritto che dentro c'è un processore AMD 64, ok? È un AMD Athlon 64 bit e c'è scritto che era disegnato per Windows Vista. Tra l'altro non se ne vedono tanti di questi adesivi per Windows Vista, perché di PC con Windows Vista mi pare che solo per un anno ne uscirono, poi vennero fatti per Windows 7 Windows 8 poi, e quindi Windows Vista durò molto poco. E quindi questo Fujitsu Siemens, tra l'altro si chiama Scaleo L, dopo ve lo avvicinerò, vi faccio vedere, diciamo, tutte le rifiniture di questo case, come era ingegnerizzato. Ok? Io ovviamente non so se funziona o meno, attacchiamo bene il monitor. Qui non c'è tastiera e mouse PS2 ma tutte USB, ci sono 1, 2, 3, 4 USB, c'è pure una Firewire davanti. Non mi sembra che ci sia niente davanti, a meno che questo no, uno sportello, non c'è il drive, non c'è il lettore, quindi molto semplice questo PC. Allora andiamo a vedere se è acceso il ledino, se è acceso anche quello. No, il lettore si apre, è rarissima questa cosa, dopo tanti anni che si apre ancora il lettore. A video però non compare nulla, molto silenzioso, come tutti i PC questi che vengono ingegnerizzati e quindi non assemblati così alla buona e meglio mettendo insieme dei componenti. Aspettiamo un attimo, mi sembra che non fa nulla, proprio zero, fermo così, e allora niente, non fischia, non fa nessun segno di vita. Allora mettiamo bene lo strofinaccio. Io poi ho lasciato tutto quanto qui, dedicandomi pure ad altre cose, e quindi è rimasto un po' tutto così. Allora, qui c'è pure la licenza di Windows Vista. Allora vediamo un po', questo si apre così. Allora c'è la RAM, manca l'hard disk. Qui andiamo a levare lo sportello, già vi faccio vedere che lo sportello si possono mettere delle viti qui dietro, è possibile mettere delle viti, ma quanto mai anche inutile, perché ci sono questi sono dei ganci che si vanno ad agganciare, vedete? Si vanno ad agganciare al case, quindi si può mettere anche senza neanche una vite, perché questi ganci che io sto muovendo, vedete? Questi si vanno ad agganciare al case impedendo appunto l'apertura dello sportello. Ok? Allora, c'è una ventola della Cooler Master. Oggi mi vedete in una veste un po' più perché qui fa un caldo, ho lasciato aperta la finestra dietro di me, ma secondo me non ci risolvo niente. Allora, il masterizzatore è IDE,
c'è della RAM sopra, vediamo quanta RAM è e vediamo che tipo di RAM è. Però questa scheda madre ha anche i controller serialata, quindi ha un IDE, un solo controller IDE e 4 controller serialata. La RAM 512 MB, questa già sarà una PC2, vedete? Questa è la RAM con un solo spacco, quindi una DDR. Quando ha due spacchi, due taglietti qui nel contatto, si chiamano SDR, vedete? Queste tacchette. Questa è una tacchetta, ce n'ha una sola, quindi è DDR. In questo caso c'è scritto PC2, quindi è DDR2. Allora, proviamo a forzare l'accensione senza la RAM e vediamo cosa succede, sperando che fischia. Ok, quindi essendo un processore a 64 bit può essere molto comodo se uno ci riuscisse a mettere. Stavo vedendo che i slot sono colorati in modalità anomala, ce ne stanno due neri e due gialli uno accanto all'altro. Adesso noi proviamo a vedere così che cosa succede. Se non attacco il monitor sembra proprio che la scheda madre proprio non risponde, però i condensatori stanno tutti bene. Vediamo se manca di attaccare qualche alimentazione. No, a video proprio niente, Allora, qui intanto c'è un cavetto corto serialata molto comodo. Tra l'altro, ecco, vi faccio vedere un'altra particolarità. Ecco, questo è un cavo a pipa, vedete, va messo proprio dietro all'hard disk in modo che ci abbia una curva a 90 gradi. Ok, faccio vedere, eccolo, con il blocco in metallo. È un ottimo cavetto questo, e questo è quello sempre col blocco in metallo che va sulla scheda madre. Ok, molto buono questo cavetto, lo mettiamo lì. Allora, la scheda madre è una Asus M2R FVM, che non è male come scheda madre. Non vorrei che qui fosse una touch ma proprio il processore, però già il fatto che mi suona quando lo metto senza RAM. Allora, il tasto power sembra funzionare, cioè si è spento adesso. Questi sono i due LED. Mi sa che tanto questo stacchiamo. Guardate se non è da fare tear down anche questo qui, non parte più. Facciamo una cosa, facciamo così, non parte più. Niente, una cosa del genere non si può ottenere. L'unica cosa che potrei fare, vedete, qui c'è sta anche l'alimentazione del Pentium, diciamo del Pentium 4, chiamiamolo così, è provare a cambiare l'alimentatore. Prima prova, poi dopo devo andare a prendere pure le forbici perché devo levare da qua. Allora, prima prova l'alimentatore. Vabbè, ce ne mettiamo uno volante che abbia il connettore però quadrato, eccolo, connettore quadrato che va qui. Attenzione, tanto non c'è possibilità di metterli male questi connettori, quindi sono tutti guidati.
era anche quella una facilitazione enorme per chi assemblava PC, perché non potevi sbagliare a mettere i connettori. Allora, proviamo così e proviamo ad attaccare qui la corrente. Ecco, è partito l'alimentatore, ma a video non abbiamo nulla. Allora, prima prova, vediamo se tante volte fosse la scheda video che è incorporata. Allora, andiamo a vedere, questa video è da togliere. Ma questo c'è una scheda video PCI Express. Aspetta, prima di svitare, vabbè, perché tanto questi non sono neanche utilizzabili. No, io una scheda video PCI Express attualmente non ce l'ho, troppo nuova, diciamo, la scheda video PCI Express ancora non mi è capitata. Niente, accendiamo un'ultima volta, si spegne, una volta spenta non si riaccende più. Non c'è nulla da fare, c'ho un ledino lì acceso ma niente. E vabbè, allora qui penso sia la scheda madre che è andata. Ok, con tutto che stanno bene i condensatori, magari questa scheda madre me la tengo, ma il case, con questo fatto che sono particolari questi case, non mi possono essere utili, per quanto questa dentro è una Asus standard. Allora andiamo a prendere, vediamo un po' se ce la faccio a togliere e a staccare tutto solo con la pinza. Vediamo. E su. Sì. Ok. Così adesso procediamo a staccare tutto. Eccoci qua. Vi ricordate ciò che ho detto della piattina IDE? Esistono queste che sono ultra dense, ok? Hanno il, diciamo, il doppio dei piedini. Qui c'è scritto master e qui questo va alla scheda madre. C'ha soltanto due connettori questo cavetto, normalmente ce ne sono. Ah no, eccolo il secondo, slave. Ah, non l'avevo visto, slave. Scusate, come si mette qua? Qui c'è sta il codice del cavo, eccolo. Slave, master, e questo va al computer. Ok, non mi ci trovo bene con le telecamere speculari. Allora, ok, stacchiamo tutti questi cavetti e andiamo a togliere l'alimentatore. Prima cosa andiamo a togliere l'alimentatore. Una, due. Allora, vediamo se possiamo. Willy, salve Alfio, benvenuti, anche oggi sarà una cosa molto veloce perché mi sa che sono due PC tutti e due da buttare. Comunque, io sto procedendo a smontare, Dai, presto torneranno anche le live dedicate ai vinili, mi è stato richiesto di tornare a fare anche quel tipo di format lì. Allora, questo è un alimentatore standard, come vedete. Questo è il cavetto per il Pentium 4, questo è il cavetto addirittura per alimentare le schede video accelerate, le schede video che hanno bisogno dell'alimentazione supplementare. Qui ci sono un po' di Molex e ci dovrebbe essere, no, perché si vede che aveva anche l'hard disk serial IDE col Molex questo PC, quindi avendo anche il sistema operativo Windows Vista, allora possiamo dire che era abbastanza vecchio. Allora, tra l'altro con un mio amico dovevamo fare un trasferimento dati da un PC con Windows Vista al mio che ha Windows 7, quindi non si portano proprio troppi anni di differenza tra uno e l'altro, solo che il TeamViewer che io utilizzo per connettermi ai vari PC non si riusciva a connettere al suo TeamViewer perché quello di Windows Vista è talmente obsoleto, la 4.2 se non ricordo male, che non permetteva la criptazione
diciamo, del flusso di dati tra me e lui. Io ho provato a mettere la sua stessa identica versione, lo stesso non mi fa connettere. Per risolvere questo problema avrei dovuto acquistare la licenza di TeamViewer, perché con la licenza tutti i TeamViewer diventano, diciamo, diventano compatibili tra loro, perché passano per un server e quindi i dati poi vengono ricriptati a seconda della versione di origine e di destinazione direttamente dal server. Quindi, diciamo, a me non andava troppo di acquistare una licenza per una sola volta che mi serviva, anche perché io faccio queste assistenze ad amici, ma rarissimamente, non le faccio più assolutamente, quindi mi capita proprio raramente di andare a fare un'assistenza, e quindi no, niente, no, non abbiamo ancora risolto, risolveremo, non lo so. Allora, ho svitato tutte le viti della scheda madre. Allora, come vedete, la scheda madre, andiamo a togliere anche questa RAM, i condensatori stanno tutti quanti molto bene, si vede anche a occhio, non ce n'è nessuno scuro, nessuno a occhio, poi voi non potete vederlo, ma non ce n'è nessuno diciamo gonfio tra questi qua, proprio zero. Però ecco, sento qui che valla a capire che gli può essere successo. Allora andiamo a esaminare questa scheda madre. Questa scheda madre aveva una scheda audio 5.1, no, questa qui, no, quest'altra, questa è una scheda audio 5.1 integrata su scheda madre. Poi abbiamo, questo è il video e questa è la seriale, video seriale. Qui ci sono la scheda di rete e due USB, qua ci sono due USB e una Firewire. Quella più in alto, questa qui, è una Firewire, è una presa Firewire. Ok? Per quanto riguarda le periferiche on board, allora ha ancora il controller del floppy, di qua invece abbiamo, per controllare hard disk e masterizzatori, un controller IDE, questo azzurro, e poi abbiamo 4 SATA, 4 connettori SATA, chipset tutto della Asus ovviamente, questo anche raffreddato perché si vede che scaldava, e la ventola Cooler Master. Ok? Quindi diciamo che il PC non sembra male, anche questa scheda madre. Infatti questa scheda madre in particolare non va buttata, la tengo, e invece il case, con tutto che magari è un mid tower, però io purtroppo devo fare spazio, ragazzi, non c'ho più spazio manco per andare a dormire, quindi tra l'altro non riesco a capire questo masterizzatore come può essere tolto. Ah, ecco, bene. Allora, questo masterizzatore si è un po' arrugginito qui, non so se è soltanto sporco, magari poi ci provo con uno spazzolino delicato, vado a vedere se è solo sporco, anche se questi cosi costano 20 euro, 10 euro, 15 euro, e poi abbiamo visto che ce n'ho tantissimi. Questo ovviamente c'ha il connettore IDE, come vedete, come vi ho sempre detto, qui dietro questa è la presa audio analogica, eccola qui, che va attaccata alla scheda madre, va bene? Quindi anche questo l'abbiamo levato. Tolto questo, abbiamo tolto tutto, qui possiamo richiudere lo sportello. Tra l'altro poi faccio una foto, perché questo non si trova facilmente. Sullo sportello questi PC di marca riportavano la licenza del sistema operativo installato sopra. Questa è particolare, la licenza per Windows Vista, una delle poche che io non ho mai avuto per le mani, perché quando stavo in Ericsson lavoravamo parecchio con Windows 2000 e Windows 7, mentre poi quando ho aperto il negozio di computer abbiamo avuto sempre Windows 7 per tanto tempo, la gente voleva solo Windows 7 e io Windows Vista non l'ho mai avuto originale, mai. Allora, quindi questo lo possiamo mettere via, svuotato completamente anche questo, quindi da buttare, e lo mettiamo qui e andiamo a vedere quest'altro. Ok, oggi stiamo andando abbastanza veloce. Allora lo metto così perché la prima cosa da fare è fargli una foto che mi serve poi per metterla nella locandina della live. Ci vuole un secondo, eccoci qua. Questo pure è bello vecchiotto, allora, ok,
Buongiorno, buongiorno. Sì, la diretta con i vinili la ricominceremo presto, eh. Allora, questo qui c'è scritto finire di assemblare. Quindi vuol dire che non è finito neanche, cioè ci mancherà pure qualcosa dentro. Allora, questo c'ha PS2, tastiera e mouse, quindi questa nera è la tastiera, PS2, questo è chiaro il mouse, PS2, andiamo ad attaccare. Poi andiamo ad attaccare il monitor che ce l'ha esterno e andiamo ad attaccare la corrente. Allora, proviamo ad accendere. Qualcosa ha fatto? Niente. Questo pure è andato al cinema proprio. Bene. Così ne leviamo due. Allora, vediamo come si smonta questo. Non vorrei che questo devo levare il coperchio sopra per poi riuscire a smontare questi. Allora, proviamo a vedere se è come dico io. Questo c'ha un coperchio sopra che regge le due chiusure laterali. Andiamo a vedere. Vediamo un po'. Quindi questo come case tanto brutto neanche non è. Sì. Allora, vedete, questo c'ha un cappello sopra, chiamiamolo così. Questo è il cappello, ok? Che tramite questi regge i due sportelli laterali, ok? Questo lo andiamo a appoggiare qui. Quindi i due sportelli laterali, vedete come sono? Non hanno viti, dietro qui sono tutti molati, sia di qua che di qua, hanno gancetti e poi qui hanno una comoda maniglia per poterlo andare a smontare, ok? Quindi molto comodo lo smontaggio di questo case, tac, e si leva destra e sinistra e adesso lo corichiamo per andare a capire che cosa è rotto. Allora, qua dentro non c'è, come faceva a partire io non lo so. Allora, dentro c'è scritto Prescott, però guardate un po', qui dentro manca una cosa importante. Qua ci va la CPU e non c'è la CPU. I condensatori sono tutti gonfi, quindi ok. Però c'è l'hard disk, c'è il masterizzatore, c'è questa scheda video. Quindi andiamoci a smontare tutto, lasciando pure la scheda madre qui, perché la scheda madre proprio non ce ne interessa proprio. 0 benché meno 0. E allora, non c'è neanche la RAM se vogliamo. Quindi, allora, andiamo a smontare li odiavo queste schede video perché hanno un blocco, anche questa dovrebbe essere AGP, hanno un blocco che ne impediva, ecco questo blocco qui. Allora, la scheda video sembra buona, AGP, non riesco a capire che marca è una scheda video AGP, pure molto pulita, quindi noi ce la andiamo a tenere questa scheda video. Poi vi spiegherò anche a che serviva questo pettine. Qui c'è un pettine di contatti. Allora, altra scheda video da aggiungere. Poi, un floppy è comodo per tutti i patiti di Amiga che me li stanno chiedendo, i floppy, perché mi è scappato di mano il cacciavite. Bene, così oggi abbiamo fatto il tear down di altri due PC, abbiamo smontati completamente e vanno in discarica anche questi case. Ecco, da quel case devo prendere
la finestrella posteriore. Mi devo ricordare prima di metterlo fuori, perché se la scheda madre dovessi riuscire a capire cos'ha, quella è una buona scheda madre. Qui non devo pure staccare questi cavi. Allora, vabbè, noi stacchiamo tutto. Questo mettiamo qua, questa non ci interessa. Questo manca una vite? No. Dicevo come mai non si leva. Questo è un alimentatore 350 watt, molto piccolo questo alimentatore. 350 watt sono pochi, comunque all'epoca quasi bastavano. Ok, andiamo a vedere che roba è questo. Il marca è sconosciuto, cioè giravano pure questi compatibili. C'è una data 2005, luglio 2005. Questi erano un po' senza niente scritto, però pure questo è DVD e RV dual layer, compact disc, RV è un super multi pure questo, a suo modo. Scrive pure i dual layer, DVD dual layer, quindi DVD dual layer funzionavano su quello. Questo è un drive che fa piacere. Vediamo quello che farò con tutti questi drive che adesso con l'uscita della 500 mini, chi ce l'aveva in cantina l'Amiga 500 l'è andata a prendere, però magari un drive esterno gli fa comodo, oppure un drive da attaccare al PC con cui masterizzare i dischi Amiga, cioè masterizzare, andare a scrivere dischi Amiga, i dischetti si scrivevano, non si masterizzavano. Allora, l'hard disk Maxtor, questo sarà 30 giga, Maxtor 30 giga, IDE, qua, IDE, vedete IDE? Ok, un 30 giga IDE, e non mi è rimasto che togliere il floppy, che da quello che ho visto c'ha le viti anche di qua, infatti, una e due. Peccato perché questo case, ve lo ripeto, è veramente bello per come è fatto, col fatto che si smonta da sopra. Questo è un floppy normale Samsung, 1,44 MB PC. Ok, messo lì, ci andiamo a prendere pure questo che ci può essere utile. Dalla scheda madre noi ci andiamo a rubare qualche vite, non tutte, se no mi si muove. Queste sono utili, e poi la scheda madre la lasciamo qui perché diciamo c'ha i condensatori tutti gonfi, c'è manca il processore, c'è manca tutto qua, quindi vado quasi quasi lascerei solo quella, questa me la vado a togliere, tolgo questa e una. Ok, questa era una ASRock, la scheda era una Prescott Dual Channel. Allora andiamola ad analizzare anche questa, perché non era male come scheda madre, non l'ho smontata completamente, ma ve la posso illustrare. Allora c'ha 1 2 3 4 5 slot PCI, slot AGP per la scheda video, processore, 4 banchi di RAM, tra l'altro qui dice dual channel, per farli funzionare dual channel li dovete mettere alternati, nero con nero, blu con blu, azzurro con azzurro. Allora c'era due controller IDE, controller floppy, e qui ci sono anche due serialata, ok? Questo è il chipset, solito chipset, alimentazione per il processore, e qui ci sono tutti i condensatori che sono tutti gonfi, questo pure, tutti questi intorno sono tutti gonfi, ok? Allora, una cosa che mi è risultata utile perché già uno l'ho utilizzato, quindi a questo punto vado a smontare anche quest'ultima vite.
e questa anche era una ASRock. Allora io vorrei togliere questo dissipatore passivo, sempre se ci si riesce senza farsi male. Tanto a me questi blocchi non interessano, quindi io faccio così, faccio proprio forza con le pinze. Ok, a me serve solo il dissipatore che poi lo metto io. Mamma mia. Ok, questo è il dissipatore, questa è la scheda madre, la metto qui, ci metto una vite sola, ma neanche una vite, va. Allora, questo è volato via, lo mettiamo qua, ma sì, la lascio così dentro la scheda madre. Allora, rimettiamo gli sportelli che c'era a destra e a sinistro. Quando ci stanno questi case così bisogna solo fare attenzione al lato destro e al lato sinistro, ok? Ma questo me lo rimetterei pure per terra perché ho paura di rovinare il tavolo. Ok, fine dei giochi, ne abbiamo smontati altri due, sono contento, fa un caldo terribile. Allora, questa è stata una diretta molto veloce, molto veloce, in mezz'ora abbiamo tirato giù 2 PC, sono molto contento. Quindi niente, allora io sto mettendo pure in ordine un po' di vinili per fare una live in vinile perché mi è stata più volte chiesta. Quindi ricominceremo anche con i vinili. Su TikTok, su Instagram e su Facebook sto pubblicando un bel po' di sigle dei cartoni animati presi dai vinili originali che ho, e quindi sono brevi filmati da 1 minuto. Se volete, avete un account Instagram, Facebook o TikTok, andateli a vedere, se vi piace mettete un like. Ok, in chiusura di video, in chiusura di live, io vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto, e di mettere un like a questo video se vi è piaciuto. Stiamo portando avanti, ce ne stanno ancora tanti da smontare di questi PC, quindi continuate a seguirmi. Questo era l'episodio 9 mi pare, ma ce ne sono ancora tanti, quindi li stiamo smontando tutti insieme, stiamo imparando se ci sono delle cose nuove da imparare da alcune schede madri, da come erano fatte. Comunque ce ne sono state, come vedrete, tantissimi modelli. All'epoca uscivano, oltre ai modelli come abbiamo visto, Fujitsu, Siemens, Lenovo, IBM, HP, Compaq, Toshiba. C'erano tanti PC di marca che tra l'altro loro stessi facevano tanti modelli di quella marca. Oltre a questi c'erano anche tutti gli assemblati che venivano assemblati con tante marche diverse di schede madri, quindi voi Asus, ASRock, ECS e tante altre. E poi ci sono state tante schede video, ci sono stati tanti modelli di RAM, tante marche di RAM. Vedremo un po' tutto piano piano, a seconda poi di quello che le varie schede madri ci raccontano, tra virgolette, ok? Io vi invito a visitare il mio sito principale classe74.it. Se siete patiti di Star Wars, www.starwarsstore.it. Se vi piacciono i vinili, www.ilmondodelvinile.it. Se vi piace la musica, www.renijstore.it. Seguitemi pure sul canale Telegram t.me/amigaita, dove siamo più di 700, ci divertiamo a parlare di computer e retrocomputer. Sono reduce, sono stato a Commodore Day 2, dove ho potuto vedere anche un Mega 64 montato e funzionante. Niente che dirvi, vi do appuntamento alla prossima live. Ora devo andare a cucinare, quindi mi trasformo da Reni Retro in Reni il cuoco, che non farò mai live mentre cucino perché io mi diletto così a livello familiare, niente di più. Ok? Vi saluto a tutti, vi auguro un buon pomeriggio, una buona continuazione di giornata. Ok? Grazie mille a tutti, un saluto, ciao da Reni Retro.